Commenta il fatto del giorno Luigi Vicinanza, direttore de Il Tirreno. Il golpe del 1967 in Grecia fece tremare anche l'Italia. Il colpo di Stato del 1967 in Grecia fu attuato per bloccare la vittoria, data per certa, di una formazione di sinistra guidata da una dinastia politica importante in quel paese, i Papandreou, padre e figlio, Giorgio e Andrea. Il loro partito si chiamava Unione di Centro, non era un partito comunista, non era un partito della sinistra estrema, ma mirava a federare le forze progressiste di quel paese. La Grecia veniva fuori da una crisi pesantissima. Nei 20 anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale c'erano stati ben 32 governi, 7 negli ultimi 2 anni, e in precedenza c'erano stati già 2 tentativi di colpo di Stato. La monarchia guidata dal re Costantino puntava ad una soluzione forte. Nonostante Papandreou padre avesse incontrato il monarca per cercare di trovare una soluzione negoziata alle tensioni di quel momento, alla vigilia delle elezioni, il re Costantino decide la linea forte. C'è un bellissimo film che ha vinto anche un Oscar di Costa Gavras, Zeta, l'orgia del potere. Ebbene, questo film ci racconta in maniera spettacolare le tensioni della Grecia agli inizi degli anni 60. Il colpo di Stato viene effettuato dai militari con una precisione chirurgica. In poche ore, nel corso della notte, vengono arrestate migliaia e migliaia di oppositori politici, o comunque quelli che venivano considerati oppositori politici. Alcuni esponenti dei partiti che si sentivano minacciati dai militari avevano cambiato casa appena pochi giorni prima. Ebbene, nelle liste di proscrizione il loro indirizzo era indicato con estrema precisione. Questo colpo di Stato nel 67 cade nel momento in cui l'Europa sta vivendo uno straordinario benessere economico e si avvertono i primi segnali della contestazione giovanile. L'Europa scopre che nel cuore del continente, anzi nel paese che ha inventato la parola democrazia e 2500 anni fa l'ha regalata all'umanità intera, ebbene quel paese può essere privato della libertà. Una popolazione frustrata, la democrazia calpestata, un paese arretrato che sarà costretto ancora per molti anni a vivere nell'arretratezza. Quel colpo di Stato turberà moltissimo anche l'opinione pubblica italiana, perché percepirà perfettamente come poco più di 20 anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la caduta del nazifascismo, le istituzioni democratiche si siano rivelate così fragili e così a rischio, con in più la paura degli Stati Uniti, perché non avevano avuto un ruolo centrale in quel colpo di Stato, ma sicuramente non lo avevano ostacolato.